Si è presentato come tecnico acqua e gas che doveva riparare una perdita. Ha convinto una signora di 71 anni di Chiesa Nuova a mettere in salvo tutti i suoi gioielli e i contanti in un sacchetto perché non si rovinassero. Ma alla fine del sopralluogo in casa la signora si è accorta che il sacchetto non c'era più e non le è rimasto che chiamare il figlio e la polizia. Prevenire da sempre è meglio che dover rimediare. La Polizia di Stato con i suoi agenti e i suoi dirigenti ha informato anziani e persone sole su come evitare di diventare vittime di una truffa, per esempio fuori dal loro supermercato di fiducia. Cerchiamo di aiutare le persone a capire che è meglio non entrare in contatto con questi possibili truffatori, proprio perché sono così bravi a volte che riescono a raggirare un po' chiunque. È la campagna Truffe, impariamo a riconoscere il problema per agire in sicurezza, promossa da Aspiag Service Despar in collaborazione con la Polizia di Stato. Il pieghevole distribuito suggerisce su cosa fare per evitare i truffatori e cosa soprattutto non fare. La prevenzione più efficace è quella di non avvicinarsi a sconosciuti, di non dare confidenza a chi non si conosce, anche se apparentemente si presenta ben vestito, affabile nei modi, gentili. A volte sono le donne che avvicinano, quindi sicuramente più rassicuranti. E la prevenzione principale è questa, di non aprire le porte di casa a chi non si conosce, di non avvicinarsi in strada, se si è da soli soprattutto.